Questa stagione balneare viene caratterizzata dalla presenza di meduse. In mare, a San Leone, ce ne sono tantissime. Per fortuna dei bagnanti non sono di grandi dimensioni, ma di piccola taglia, ma provocano ugualmente fastidi e i loro tentacoli sono particolarmente urticanti quando il liquido viene a contatto con la pelle umana, provocando sia dolore che bruciore. Molta gente in questi giorni si è recata presso la guardia medica di Viale dei Giardini per cercare il giusto medicamento, ma in tanti sono anche andati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e anche direttamente presso la farmacia per cercare un farmaco, un unguento che possa alleviare il dolore. Casi simili si sono verificati anche nelle zone balneari limitrofe a San Leone, come Porto Empedocle, Zingarello, Siculiana, Realmonte, cioè dovuto al clima particolarmente caldo e alle correnti marine che arrivano dall'Africa, che riscaldando modificano l'ecosistema che finora ha avuto il suo equilibrio naturale, dovuto anche all'effetto serra che si sta creando da qualche tempo a questa parte. Arriva il passatempo per i bagnanti e quello di cercare di catturarli in tutti i modi. Chi si è munito addirittura di retino, chi con il secchiello e chi con le ciabatte da mare, deponendoli anche presso il bagnasciuga in bella mostra. Le meduse non ci attaccano, siamo noi che andiamo incontro loro. I loro tentacoli contengono solo organi urticanti che emanano il veleno per difendersi dai predatori e paralizzarli. Gli cnoditi si appoggiano alla nostra pelle, rilasciano un veleno che può essere urticante per l'uomo, la pelle si arrossa e sopraggiunge il bruciore. A questo punto i consigli sono quelli di uscire dall'acqua, lavare la parte colpita con acqua di mare e non con acqua dolce. Quella marina aiuta a pulire la pelle e diluire la tossina che ancora è rimasta attaccata al nostro corpo e non è penetrata nella pelle, e si può anche ricorrere all'aceto inumidendo la parte attaccata e dimostrando in grado di spegnere le cellule attaccate al corpo. Da non fare assolutamente è la cosa di premere e raschiare la pelle, in quanto tale azione provocherebbe solo un ulteriore rilascio di veleno, e non sfregare la zona dolorante con la sabbia.